Complimenti comunque, sei stata brava. Grazie. Certo, diciamo molto cantata diversamente dal tuo suocero, che logicamente... Vabbè, oddio, io so cantare, però avendo la canzone al lato. Certo. Avendo una canzone al lato non è che posso cantare. Cioè, so altre canzoni. Vabbè, ora i telespettatori, quelli che ti stanno guardando in questo momento, come ti ho ripetuto io all'inizio, ti conoscono perché? Perché hanno visto quella fuga d'amore, quella storia della fuga Quella d'amore. famosa. Fuga d'amore che è divenuta veramente famosa e tuttora per chi la volesse vedere la possono trovare naturalmente su YouTube a internet. Ora tu ti vuoi alzare così i telespettatori vedano la pancia che ti è spuntata a forza di fare footing con Ciccio? Giusto? Allora, la fai vedere tu? Dai. Vedete amici telespettatori? Vedete amici telespettatori? È incredibile, è Comunque incredibile. il maschietto. Maschietto, da dove lo deduci? Dalle gravidanze. Da dove lo dico? Dalle gravidanze. Complimenti veramente. Certo, ci hai dato dentro, Piano piano facciamo la strada. E se Vabbè. hai avuto una brutta storia vecchia e se no non bastava, ora ci vuole un pochettino diciamo di avere un figlio freddi, perché già la prima volta ne ha perso due. Sì. E ora vorrei praticamente la terza. terza. Cioè tu praticamente ci tentavi che non andava male. Se andava male, il dottore mi ha detto che ora state lascia perdere. Calmo. State calmo, non fai niente. Sempre tu, sempre Perché sotto, martedì, sotto, martedì è sempre Sempre a dice, fare "Boh". sport, sempre a fare sport, E giustamente. poi, poi veramente- Un cavallo. Addirittura. Si devono attaccare, allora. Le volte le persone mi dicono ma Allora è vero quello che si dice, dentro la botte piccola ci sta il vino buono, giusto? perché Amici telespettatori, si conclude qui la nostra praticamente visita a Francesco da Campobello di Mazara insieme alla moglie. Alberto vi saluta naturalmente in compagnia di Francesco Francesco che vuole salutare peraltro. sì, a mio figlio Samuele in questo momento si trova a Marsala e Spazzaneutro, ma però diciamo è normale sta a casa famiglia. Ci voglio dare un saluto e un bacione a mio figlio Samuele. E passiamo anche a Daniela che vuole salutare qualcuno. Io mando a salutare mia madre, che sta all'Alcama. Vuoi dire qualcosa a tua madre che in questo momento ti sta guardando? Che la voglio bene, la penso sempre, la tengo sempre nel mio cuore. E che il bambino che arriverà se lo godrà anche lei. Perfetto. Amici telespettatori, per la rubrica In giro per le città, Alberto vi saluta naturalmente Francesco insieme a Daniela. Ciao. Oh yeah!